se ci vedete già noterete che insomma c'è una figura che aleggia accanto a me, o quantomeno una parte della sua giacca. Ora lo vedremo per intero, è lui e siamo molto contenti di averlo, è Nicola Sammarco, disegnatore di fama internazionale, che questa mattina Buongiorno abbiamo a il tutti. piacere di avere nostro ospite in studio. Ciao, buongiorno Ciao Nicola. a tutti e grazie per l'invito, buongiorno. Ti vedo emozionato, Nicola. Beh sì, non sono mai stato incuffiato e... Però È tipo- abituati, potrebbe Cioè, non capito? essere la prima volta. Uno lavora per la Disney, Capito? fa cose incredibili, però è emozionato perché ha le cuffie. Certo. La vita è così, ci si emoziona per Ora, cose togliamoci particolari. togliamoci un dente, Lo fai diciamolo tu? subito, sì, lo faccio io, Nicola è mio cugino, e altrimenti poi diciamo finisce sui social che dici, ma Chiaro. fate finta di non conoscermi. No, Intervistano i cugini, la Capito? gente della famiglia. No, Marina ieri mi ha detto, dobbiamo sentire un ragazzo che è tornato, io ho detto, io chiamo a mio cugino. chiaro. Esatto. Siamo in Italia. Che ce l'ho, Però- capito? Che ce l'ho. Però è un caso particolare, nel senso Molto che nonostante sia cugino di Tuo Francesca cugino. Versuta, In realtà poi vi sveliamo la verità di come hai imparato a disegnare, vabbè, ma questa è un'altra storia. In realtà perché abbiamo Nicola qui? Perché Sì. vi abbiamo raccontato ieri di Giovani in fuga e oggi invece abbiamo cercato di dare voce all'altra faccia della medaglia. Abbiamo ascoltato Giovanni D'Arcangelo sul progetto Back to Town. Nico è uno di quelli che ha fatto il Back to Town ante litteram e che, pur potendo lavorare diciamo in diverse parti d'Europa e del mondo, ha scelto di tornare a lavorare a Taranto. Tu qui oggi hai la tua Nassi Animation Studios, ma anche poi vedremo cos'altro è diventata, e hai scelto di lavorare a Taranto, da Taranto, perché? Vabbè, è inutile dirlo che Taranto è la mia città, comunque io sono nato qua e quindi ho una predisposizione naturale al voler stare qui, e la verità è innegabile. Poi pensavo, vabbè, la pandemia ci ha esposti un attimo a quello che è come dire, la possibilità di lavorare in remoto, Esatto. la possibilità di lavorare da casa e farlo realmente in tutti i settori, perché tutti hanno sperimentato lo smart working. Per noi era già comunque qualcosa di fattibile, però le produzioni hollywoodiane hanno capito che è possibile farlo da casa, quindi ho iniziato a lavorare per gli Stati Uniti da casa e con l'intento di tornare, non sapendo che la pandemia durasse 2 anni, e quindi sì, fra 6 mesi, fra 5 mesi, fra 4 mesi, alla fine siamo rimasti a casa per sempre, quindi ci hanno abituati a questo. Gli Stati Uniti hanno capito che hanno risparmiato tanti soldi negli studios e quindi meglio chiuderli, o comunque meglio mettere in smart working in molte più persone, e di conseguenza si è trasformato il mondo. Ora, questa agevolazione che mi ha portato a vivere a Taranto con uno stipendio di Los Angeles, diciamo che non è stata proprio male, e quindi il progetto c'era già dal 2017 di creare una società di animazione con un progetto in particolare, e quindi ho approfittato di queste combinazioni di cose per definitivamente per ora stabilizzarmi Posso qui a dire una Taranto. piccola Ah, voglia. cosa? Allora, tanti anni fa ti ho intervistato per TV 2000 Sì. e io ricordo che tu mi dicesti questa cosa che mi sembrava bellissima. Io ho un grande sogno, il mio sogno è aprire una casa di produzione a Taranto. Sì. Ai tempi tu dicevi... Beh, ai tempi lavoravo per Disney. Lavoravi quindi, per sì. Disney e dicevi, insomma, non so se potrò poi effettivamente stabilmente rimanere qui. Sì. E invece, insomma, si è realizzato tutto Sì, questo, sì, quindi alla anche fine, dopo diversi emozionante. anni da Ne quell'intervista, sono sì. passati diversi, Sì, forse sì, una sì. decina. Però... No, ci sono riuscito, perlomeno quello che vediamo ora è quel sogno in qualche maniera. Non è ancora quello che voglio io, perché chiaramente io sono ambizioso e questo credo che sia un problema. No, invece no, è una cosa Però, bellissima, diciamo non è un che- problema, è una cosa bellissima, ambire sempre a far meglio. Io credo che non sia solo una questione di ambizione, credo che sia proprio una questione di sogno. Cioè è certo. diverso. Sì, L'ambizione chiaro. sembra un po' nell'immaginario collettivo avere a che fare con l'avidità, capito? No, Con la- Chiaro, no, chiaro. no. Invece no, io credo che sia proprio una questione di sogno. Com'è, diciamo, svolgere il tuo lavoro nella tua città? Perfetto, perché chi non ha vissuto a Los Angeles o chi non ha vissuto fuori dall'Italia, ora l'Europa compete, quindi comunque Madrid, io sono stato a Madrid, a Bath, in Inghilterra, a Parigi, comunque le città competono con l'Italia, quindi comunque c'è una buona vivibilità, soprattutto a Madrid in particolare. Però Los Angeles, l'America, gli Stati Uniti non sono quello che pensiamo noi dai film o da la vita che vediamo nelle star, Il nei sogno americano. negli youtuber che vedi stanno a Los Angeles, ma in realtà è una vita molto strattonata e non positiva come vediamo realmente, perché in realtà poi è la sanità e quelli pericoli di trovare qualcuno che ti spara per strada non è proprio così irreale, ecco. Ok. È la verità. Però cioè, al volo non sarebbe più stato per te, diciamo, automatico, se non all'estero, diciamo, ecco, Milano, che la Milano che
Ma da in bere realtà che lavorando produce? da casa, perché non farlo a casa? Quindi perché devo stare in una città dove alla fine il networking non è quello di Los Angeles, quindi tanto vale stare a Taranto. Cioè non è a Comunque Milano la Milano, sede, Ho chiaro. capito? capito. Quindi lui dice che mi interessa a No, Però quel sai, punto comunque- smart per è la terra smart. delle occasioni. No, in è qualche vero modo. anche questo, cioè nel senso comunque quello che mi manca in questo momento forse a Taranto in particolare è un networking un po' più specializzato nel nostro settore che magari a Milano beh. o a Roma troverei senza problemi. Certo. Però che ti devo dire? Creiamolo, È quello che Nicola. sto cercando di Dai, fare. Siamo è pronti quello. per il network, ragazzi. dai, Ma dai. noi dicevamo all'inizio trasmissione che ovviamente tu ti sei buttato su un settore che è veramente di nicchia, cioè Certo. non, Sì, non sì, solo sì. hai deciso di rimanere, cioè di ritornare a Taranto, ma di farlo con un'impresa che è un unicum, immagino, su Certo, Taranto. però anche questo è interessante perché noi quando ho provato a fare questa cosa all'inizio mi hanno detto no, ma perché farlo a Taranto? Non c'è niente, non c'hai soldi, non c'hai nulla. In realtà io ho trovato tutto quello che mi serviva, ho trovato uno studio molto buono in Cittavecchia, ho trovato investitori, quindi ho i finanziatori che hanno, in questo momento sono nostri soci, quindi si è sviluppato tutto quello che avevo nella mia testa che era questa visione di progetto qui. Adesso la visione è chiaramente mutata nel tempo perché ora è la California, la Puglia, io la vedo, nel senso che vedo quello che è non solo la forma ipotetica, la vivibilità, gli arance, che ti dico, no, scherzo, però è una terra di networking di aziende interessanti che fanno a livello creativo qualcosa che in Italia non si fa e sta riuscendo anche questa cosa perché quello che stiamo facendo ora in questo momento è mettere in connessione queste realtà giovani che fanno games, che fanno animazione, fumetti, film, quello che è per creare quella specie di factory o di Distretto produttivo in qualche sì, come modo. fanno in Silicon Ok. Valley. E quindi Grande, non è qua. quanto mi piace questo discorso, lo continuiamo fra un po'. Abbiamo solo un secondo per dire, Nico, al volo, tu hai partecipato a lavori come la ricerca di Dory, Klaus, altri eh, film che non posso dire perché non sono ancora usciti. L'anno Green- prossimo ne escono 3, per esempio. il Gr- Anzi, 2 li posso dire dell'anno prossimo. Vabbè, il Grinch per Universal Studios. Vabbè, il Eh, Grinch. cioè, no, aspetta. Anche il Grinch, Veloci, vabbè. veloci, che dobbiamo andare alla linea pubblicità? 3 prossimo anno escono un film David Movie, che è un film su David della Bibbia. Su Davide. Sì, su Davide, un film americano molto interessante. Siamo con Nicola San Marco, fumettista che ha collaborato con le principali case di produzione del mondo per progetti, li enunciavamo poco prima di andare in pubblicità, come alla ricerca di Dory, Dory. piuttosto che Klaus, il Grinch e altre robe che usciranno in futuro. Uno di questi David, che è sulla storia di Davide, il personaggio biblico, uno dei padri di Israele. Insomma, come dire, tanta roba, ma adesso in cantiere, per questo giovane che ha scelto di tornare a Taranto, c'è un nuovo progetto che riguarda anche questa città e si chiama Nicopò. Che cos'è? Chi è? Nico Po è un ecopescatore, è un bambino di 8 anni più o meno che raccoglie plastica in mare nell'isola dei Due Mari, un'isola dei Due Mari che non a caso Due Mari è una città vecchia immaginaria o comunque non è autoreferenziale sicuramente, però vede quest'isola ecologica di questi ecopescatori bambini che raccolgono i plasticotti, che sono delle plastiche, rifiuti che hanno preso vita nel mare e anche sulla terra. Quindi loro raccolgono e riciclano queste plastiche, dimostrando e insegnando a chi guarda il cartone animato che il riuso è la migliore delle soluzioni per l'ecologia. Quindi ritornare un po' indietro come facevano i nostri nonni alla fine, riutilizzare quello che avevano e rendere green il mondo attraverso il riutilizzo. Anche la stessa produzione di questa serie animata è 100% green, perché? Sì, noi abbiamo cercato di mantenere l'ecologia al 100% dal punto di vista non solo tematico degli episodi, ma soprattutto alla produzione effettiva. Non so se le immagini che Sì, le stiamo vedete vedendo bene, tutti i set che sono gli sfondi di questo cartone animato sono interamente realizzati con rifiuti. Quindi grazie alla collaborazione con Rexel, che è un centro smistamento di Taranto, una delle società del gruppo di cui facciamo parte anche noi, riusciamo a selezionare un po' alla supermercato maniera tutti i colori delle plastiche, le cose differenti che ci piacciono per poter assemblare poi e mantenere l'originale forma e struttura della plastica o degli altri materiali che utilizziamo per riciclarli creativamente attraverso i concept che realizziamo per il cartone animato.
Quanto tempo ci vuole per fare tutto questo? Beh, sono 3 anni che noi lavoriamo al cartone animato, Ecco. sono 26 episodi, di cui 10 usciranno entro fine anno, quindi si parla veramente di... siamo agli sgoccioli della produzione Siamo finalmente. là. Sì, Vai, vai. ci siamo. E sicuramente andrà su YouTube, quindi prima di tutto, ecco, perché l'intento del nostro cartone animato, anche grazie ai nostri soci che sono i nostri finanziatori, hanno sposato l'idea che YouTube, essendo effettivamente il mezzo più visto dai bambini, non è più la televisione come un tempo quando eravamo piccoli noi. Adesso è YouTube, i bambini guardano H24 YouTube, e perché non farlo fare attraverso contenuti educativi e comunque qualcosa che possa lasciare una traccia educational, appunto. 30 secondi, quanta Taranto c'è in questa in Nicopo? C'è comunque parte della mia vita, ecco, sicuramente, e non è autoreferenziale su Taranto, è sul mondo intero, perché la direzione che dobbiamo prendere non è su Taranto, non è sull'Italia, ma è il mondo che deve cambiare visione dell'utilizzo e riciclaggio dei rifiuti in generale. Tra i protagonisti c'è anche, insomma, un personaggio a cui tenete entrambi molto, io voglio citare, lo so che Ciccio Un paio l'avrebbe- in realtà. Un paio, Ecco, sì. Ci che sono li i racconti. nonni di Nicopo. Nicopo non ha i genitori in questo cartone animato, ma ha i nonni. E abbiamo detto prima, siamo cugini anche noi, e quindi i nostri nonni con cui siamo cresciuti, erano nassari, erano pescatori della città vecchia di Taranto, e quindi c'è quella voglia di riscoprire, ecco, la Taranto che era la vera Taranto, quella del mare, quella delle nasse, quella dell'artigianato che era ecosostenibile, perché le nasse nella struttura interamente fatte a mano con giunco, che è appunto una pianta che veniva seccata e lavorata, sono perfettamente in linea con quello che è lo spirito di questo cartone animato, e che la nostra azienda, benefit inerente a tutto quello che è l'ecologia e tutto il resto, sposano appieno perfettamente il nostro cartoon. E poi i nonni, perché appunto, dicevo prima, l'ecologia la facevano prima loro, prima di essere green noi e sentirci innovativi e moderni, i nostri nonni riciclavano tutto, erano loro veramente green. Che cosa meravigliosa, ma non l'avrebbero mai detto di finire in un cartone animato, secondo me, vero, nella è loro vero. vita. Bellissimo, bravo Nicola San Marco, bravi tutti Grazie. quelli che lavorano a questo progetto. Siamo circa 40 in tutto il mondo. Ecco, questo è quindi, importante, questo è importante. Quindi nel mondo 40 persone sì. stanno lavorando a questo Siamo progetto. 5-6 qui a Taranto, e il resto sono online, in remoto, da diverse parti del mondo, davvero. 40 Brasile. persone nel resto del mondo lavorano su un progetto nato a Taranto. Sì, Insomma, infatti. qualcosa Infatti. può cambiare. Sì, e il nostro progetto futuro sarà che Taranto diventi fulcro principale di queste grandi produzioni internazionali, e che tutti, e già è così, perché da Los Angeles ci chiamano per lavorare qui, non è uno scherzo, e creare un indotto Silicon Valley a Taranto e in Puglia in generale. È fattibile, sarà così. Vai, tifiamo per voi. Grazie. Grazie mille a Nicola San Marco per essere stato con noi.